chiama Silo Green, Fuck You, all'interno di Alla Catalla di oggi, martedì 14 dicembre. Pronto? Oh, Mari Fabio, come siamo combinati? Buongiorno, siamo troppo vecchi, mare, troppo consumati, mare, su Natale siamo ancora più pesci. Sì, lo sto notando, ma non ne vedo la ragione, perché anzi in questo periodo di solito si è più buoni, si è più riflessivi, si sta di più in famiglia e quindi si è portati a essere naturalmente più calmi, no? Mare, magari noi ci siamo più calmi, mare, ne diciamo una specie di associazione, mare. Ma che associazione? Siamo io a Licca Mastice, sì. Mare, poi ci sono Luca e Andrea Gemelli De Pino. Poi c'è magari Tino Brusatura, mare, che può giocare sempre, mare, di fare i brusatori può giocare. È sempre utile. Certo, mare, poi c'è Pippo Cicchita, Pippo Cicchita è il numero 1, mare, anzi il numero C, mare. Pippo Cicchita è il numero C. Che è il numero perfetto, però, insomma, ci sta benissimo. Mare, ne facciamo un'associazione e ne facciamo pistare in mare in una sala di Pacipino. Pacipino Prestipino, che è un parrino da nostra parrocchia, no? Che si chiama Pino Prestipino, mare, che Pino Aci è preciso. Certo, ci mancherebbe. Ma ne pistava una sala da parrocchia, noi c'è appunto Pino Spagliari, mare, ora ci misimo sala fumatori, cominciamo di nuovo, mare. Perché noi non pronunciare i dirigenti, mare, che non fumano. Esatto, vi spiego però, di solito nei locali bisogna mettere la sala fumatori, ma anche la sala non fumatori, invece voi solo sala fumatori. Solo fumatori, mare, numero 1. L'azienda si chiama, mare, vuoi essere pesso? Chiedimi come, ma è troppo bello, ma è troppo fantastico, bello. fantastico. E siamo presidente al Licca Mastice, mare, io vicepresidente, Andrea e Luca, mare, sui segretari. Ho capito. E poi c'è Pippo Cicchita, mare, al lato commerciale, mare, chi che fa i fatturi e tira un bruciatura, mare, che scrive miliardi, mare, che non si può capire. Probabilmente diventerete ricchi in poco tempo. E quindi in cosa consiste così in soldoni la vostra attività? Mare, vuoi essere pesso? Chiedimi come, mare, ti vuoi perdere? Chiedimi come, che ti facciamo perdere noi. Quindi mettiamo, io per esempio sto attraversando un periodo così, mi va qualcosa male, voglio esattamente, così vedo che hai colto, mare, hai colto. Un po' di evasione, ho colto. Provare un po' di evasione, qualcosa del genere. Vengo da voi e dico io mi voglio essere pesso. Esatto. E vi chiedo come, dico io voglio essere pesso. Come? Intanto entra, mare. Appunto c'hai, mare, fatti in tiro, facciamo di nuovo. Poi seconda cosa, mare, puoi accedere ai nostri corsi, mare, che sono di carattere, mare, europeo, sono corsi europei. Ecco, guarda, però siccome io sono interessato a questa cosa, per esempio, mare, rullaggio con una mano. Rullaggio con una mano. Ma che è? Un corso per piloti? No, mare, rullaggio con una mano, mare, vabbè, siamo vedri, va. Oppure, mare, procurazione cartine, mare, per strada. Ho capito, quindi fai il devi procuratore. sapere, mare, le frasi giuste, capisci? Fammi un esempio. Poi chi c'è la cattina? Ci vuole un tono, capisci? Anche la tonalità. Mare, chi c'è la cattina? Hai che essere un po' pietoso. Oh, mare, chi c'è la cattina? Chi c'è in Europa benzina, mare? Dai, ma queste sono tecniche, capisci? È vero. Oh, mare, ora per abbellire la nostra sede, la nostra sala, mare, che ne pistavo, un parrino, ci stiamo facendo l'albero di Natale, che bello. Sono contento, finalmente un qualcosa di carino, di nobile, di genuino all'interno delle vostre vite, lasciamelo dire, un po' strammate, ecco. Ma chi stai dicendo? Ma noi ci divertiamo, ne facciamo tempo, ma ne spacchiamo, ci diverto. Sì, ma non è un divertimento. Avevo un neurone solo, mare, e ora che è Natale, è feri, no, tenetelo stretto, vi prego, tenetelo stretto. Comunque, mare, ieri ci siamo un negozio, pulissimo un apolo di Natale di chi ti finti, mare, perché mi pare giusto. Mi dici, lo volete tipo a bere, con questo paranno, mare, uno sceglie essere Pino, mare. Che domanda, che domanda. Ma non schizziamo che così seri, mare. Che domanda. Comunque, mare, se ci vuoi venire a trovare, vuoi essere pesso, chiedimi come. Vieni a giocare in mare in una parrocchia di Pacipino, Prestipino, poti di cattini in mare che per ora non ne avemo. Io ero interessato soprattutto al corso, quello di approccio per la strada, perché è una cosa che mi può interessare. Sì, mi può interessare. Fai una prova, mare. Scusa, hai €1 per la benzina? Mare, così ti mandano a cagare, sei comodo, a ti ripalla, mare. Fammi fare un'altra prova. Mare, che sei più pietoso, vai, fammi un esempio. Oh, mare, chi c'è in Europa benzina? Ristava bene, mare, Vespa. Ok. Vai. Scusa, per caso hai €1 per la benzina? Sono rimasto a piedi con la Vespa. Che devo fare? Scusami. Vabbè, mare, fai una cosa, prova a cagattina, vai. Prova a cagattina. Scusa, ragazzino, per caso hai una cartina in più? Oh, caga. Come? Mare, ma chi stai dicendo? Mare, mare, c'è uno caga di indisi in radio, mare, no? Oh, fai sti sitiari, magari a Pacipino Prestipino, Pacipino. Non ci credo. È Fabio Famosa. Ci riprovo. Scusa, buon uomo, hai per caso una cartina in più da prestare? Dovessi fumare.
Oh, ma sì, c'ho puscaccio, mare. Ma questo è C'ho padre. puscaccio. Fammi capire. Cioè, questo è padre Pino Prestipino? Mare, facci vino, presti vino, non è un barino vero, Ma mare. no, non lo dire. Ma non è un barino vero. Facci vino, presti vino, mare, è uno, mare, che c'avi una storia alle spalle, è una storia da secchietta sempre, mare. Facci vino, ha una storia alle spalle, è una storia da secchietta, bella salvata, mare. Non si sanno mai così la vita. Non lo voglio sapere, non voglio rendermi complice di questa situazione. Oh, mare, ci metti la canzone a Pinuacci. La metto subito dopo. Ciao, Giorgio. Grazie, mare, auguri, Ciao, mare. ciao.